Sedilis, frazione montana di Tarcento, tipica località friulana alle pendici delle Prealpi Giulie, dove la natura e la tradizione viaggiano a braccetto. Da qualche tempo però la quiete della località è scossa da una notizia inquietante. Attraverso uno strano giro, le abitazioni costruite dopo il sisma del 1976, soldi raccolti grazie a una sottoscrizione effettuata da Indro Montanelli, allora direttore del Giornale Nuovo, destinati ai tarcentini colpiti dal terremoto, in queste settimane, dopo vari passaggi, potrebbero finire a richiedenti asilo o stranieri. La gente protesta, è preoccupata e, come da nostra abitudine, ci siamo recati in loco per sentire dalla loro voce cosa accade. Praticamente sì, comunque diciamo che questa frazione è bellissima, come potete vedere anche qui se arriva a inquadrare la piazza, è stata totalmente distrutta dal terremoto e se non vado errata nel 77-78 il Giornale Nuovo del compianto dottor Indro Montanelli aveva diciamo, aiutato tre frazioni con 3 miliardi allora, uno per a Sedilis, uno a Montenars e poi a Vito d'Asio. Queste case nel post terremoto sono state realizzate diciamo un po' anche, non tutto il paese era d'accordo, comunque i soldi andavano utilizzati, sono cose già passate, però il dottor Indro Montanelli, che è stato qui a fare la posa della prima pietra, ha messo come vincolo, io non ho le carte in mano perché non ci sono state fornite da parte dell'amministrazione comunale al consigliere Prisciano, ha diciamo con determinazione hanno sottolineato che questi fondi e queste costruzioni rimangano nel paese per gli anziani e per gli aventi bisogno. Dopodiché per diversi anni questi appartamenti sono stati abitati da gente del paese, mi pare che qualcuno sia stato fuori, finché poi man mano che le case venivano costruite praticamente la gente andava nelle case e gli appartamenti rimanevano sfitti, diciamo, no? Con le conseguenze che potete vedere avanti, dietro, per traverso, da ogni parte. No? Qui è stata sempre una situazione un po', diciamo, non dico balorda, un po', insomma, pare che il terreno sul quale sono state fatte queste case era della parrocchia, o lo è, non si sa ancora perché i documenti non ci sono in mano, non ci sono stati forniti, mentre gli appartamenti erano del comune, tant'è che gli affittuari pagavano l'affitto fino al 2015 al comune, dopodiché c'è stata una comunicazione all'attuale affittaria rimasta che l'affitto deve venire pagato alla chiesa. E quindi non si sa come sia stato fatto questo passaggio fra comune, chiesa, proprietà, noi non abbiamo alcuna carta in mano. Diciamo, non c'è la carta scritta. Dai, ecco, sì, anche perché ci vogliono degli accatastamenti, il paese andava convocato e quindi sì. Voi quello che denunciate oggi è la mancanza di comunicazione da parte dell'amministrazione comunale con i vari iter, diciamo, burocratici perché non ci sono state fornite le carte, la mancata informazione a tutto il paese di questa situazione, anche perché è giusto che il paese sia informato e anche, se mi permette, che decida, non si può decidere solo nei confessionali, in quattro di loro, come si suol dire. Non siamo al Grande Fratello. Ecco, non siamo al Grande Fratello. Sì, qui la gente, ci sono state 4 persone del paese che sono stati proprio a chiedere di venire alloggiati qui per gravi situazioni familiari e a cui è stato negato l'accesso con la motivazione che gli appartamenti non sono abitabili e che il tetto è in Eternit. Il resto, insomma, adesso noi demandiamo al consigliere Prisciano che continui a seguire questa situazione fino a che i documenti saranno forniti e dopodiché vedremo di convocare magari un'assemblea. No?
Allora signora, lei è l'ultima, diciamo, abitante di questa zona, Sì. nel senso di questi appartamenti. Nel 2015 arriva Babbo Natale con la sgradita sorpresa. Sì. Ecco, ci può raccontare cosa ha trovato in quella lettera? Che l'affitto adesso passa alla parrocchia di Santa Giuliana da pagare. Dopo il 15 di settembre è arrivato. E io sono andata, ho fatto le carte, quelle che occorrevano, e l'ho pagato, lo pago sempre, però lo pago in posta. E non più tramite, diciamo, No, banca? no, non banca no. Ecco, però questa cosa lei... Prima lo pagavo in banca al comune. Certo, prima lei pagava il comune, poi da un giorno all'altro si è trovata La lettera non è che della in parrocchia. precedenza, non so, qualcuno l'aveva chiamata? No, convocata? nessuno, è arrivata la lettera a È casa. arrivata la lettera, da oggi a domani si Ma cambia. si paga alla parrocchia di Santa Giuliana. Certo. Dunque lei è rimasta l'unica in questo momento ad abitare in queste case. sì. Ecco, domani potrebbe trovarsi in mezzo a una strada senza sapere ne bene cosa. Senza sapere. Perché lei, giustamente, non avendo firmato un contratto con i nuovi proprietari, potrebbe trovarsi da un giorno all'altro in mezzo alla strada. Speriamo di no, No, credo, perché sarà... Certo. Ho le bollette. Ma sa com'è in Italia, no? Sì, dai in mano la bolletta e fanno così e così sei. Come che dici i furlans, no? Di Voi domande non sì. Ecco, e io se domandi in questo momento, approfittando del fatto che la televisione, se domandi all'amministrazione comunale, Clarezze o comunque a chi che in questo momento da chi sta se domandi in questo momento, cioè che non stai a mandare neris, una, e neanche drogati, perché a chi è già stato di che veniva con droga e tutto. Io non so stare a dire. Avevo anche stati i carabinieri, che giravano, si vede che io mandasse il paese. Io che domanda è che il comune, o comunque la parrocchia che ha fatto in mano, rispetti perché è stato fatto dal 76, cioè dichiara se vengono dati alle persone veramente che hanno bisogno, insomma, no? Sì, che hanno bisogno, che non sanno, come che hai detto? Sì, ben capito. Che vengono oneste, perché io voglio gente onesta. Io no, e poi di che sedere se io non mi faccio con nessuno, questo chiede a me e va. E mi mandi in oneste, tanto il comune come il preti. Don Duilio. E Don Duilio e non è venuto a mostrare le muse. Ma io a Tarcenti adesso. Ecco, infatti no, a casa la suona la campana. Per fortuna. Ecco. I genitori chiedono chiarezza perché qui i bambini fanno catechismo, giocano, si ritrovano ed è l'unico angolo del paese in cui si può, diciamo così, fare un paio di ore di svago. Allora, io sono mamma di un bambino di 5 anni, questa signora qua ne ha 2, stanno facendo dottrina. Io sono il papà dei Lui è il due. papà dei due. Certo. E noi come genitori chiediamo una chiarezza su questa cosa perché non si capisce bene tutto. Già mesi mi hanno detto che lavorano qua e non abbiamo alba di cosa sta venendo fuori. Se i lavori si vedono dal mattino, insomma. Sì, a parte che io dico il tetto non è il massimo e altre cose non sono ben a norma, non si inizia a imbiancare e non so cos'altro stanno facendo. No, ma quello che soprattutto voi in questo momento chiedete come genitori, insomma, è quello di avere la chiarezza, no? Sì. Cioè capire esattamente cosa succede domani mattina, no? Questo Tutelare i nostri figli, non siamo razzisti. Ecco, qui non è questione né di populismo né di razzismo. No. Avere delle risposte, ecco, solo questo. Magari chiediamo al sindaco una riunione qua con tutti e vediamo cosa viene fuori. Perfetto, noi siamo qua, se qualcuno risponde bene, altrimenti torniamo. Perché anche i seggi sono stati spostati. Sì. Una volta erano sopra lì, adesso sono stati spostati sotto, però non si arriva a capire se in futuro si deve andare a votare a Ciseris. Chiaro. Come voci, del resto non è chiaro, diciamo. Per concludere e domandare Clarezze, no? Clarezze, sì. Ecco, perché ora di finire il chiacchierata, bisogna di robe come che sta.
Ecco, fatti no dome chiacchierare aia. E no parsot. Ecco, si classe, trasparenza, se ve Esatto, no? solo trasparenza. Il sindaco voglia al più presto indire una riunione pubblica, magari auspico sia nel bar La Vittoria qui a Sedilis, proprio per essere vicino alla popolazione interessata, una riunione pubblica dove si parla chiaramente alla popolazione e li si rassicura se del caso. Innanzitutto interrompere questa convenzione con vicini di casa che vedendo gli atti a mia disposizione dovrebbe essere rinnovata a dicembre di quest'anno, quindi interromperla, non rinnovarla più, e poi andare a fondo alla questione della proprietà, perché qui è gravissimo il fatto che il Comune di Tarcento stipuli una convenzione per far lavorare una cooperativa su beni che erano suoi, che sono stati in qualche modo tolti al Comune, ma comunque continua a finanziare questa cooperativa che ci guadagna dall'alienazione di questi beni comunali. È un discorso un po' contorto e a questo punto, visto che gli atti non ci sono, non c'è nulla di questo passaggio di proprietà, il discorso è molto contorto. A questo punto mi auguro, ma certamente so che così accadrà, che la magistratura intervenga e metta la parola fine a questa brutta storia di beni pubblici tolti, non si sa quale titolo, non si sa per quale motivo. Anche perché qui c'era anche un seggio elettorale che è stato chiuso proprio per inagibilità. Ora non si capisce perché invece per accogliere qualcuno l'inagibilità non valga. Cioè, il seggio elettorale è un bene, è un servizio che si dà a questa frazione che comunque è un po' sperduta rispetto al centro. Perché questi servizi ai cittadini vengono tolti mentre invece per accogliere gli immigrati, che siano richiedenti asilo o non siano richiedenti asilo, a me non interessa? E perché invece per questi immigrati si risolvono le questioni burocratiche? Il discorso dei richiedenti asilo è molto semplice. A me non interessa se qui verranno richiedenti asilo o immigrati non richiedenti asilo. A me interessa che questi alloggi tornino nel comune e che il comune le dia ai tarcentini, perché Indro Montanelli aveva raccolto i fondi per questo motivo, non per altro. Quindi la cooperativa vicini di casa da domani, se non da ieri, deve smettere di avere questa convenzione al comune di Tarcento. Diversamente il sindaco si prenderà responsabilità politiche di aver tradito i propri elettori. Sedilis è una frazione a maggioranza leghista, lo sappiamo tutti qua a Sedilis la maggior parte ha votato la Lega, ha votato il sindaco Steccati perché aveva almeno diceva di avere un certo tipo di ideali. Se dovesse rinnovare questa convenzione con vicini di casa, cooperativa sociale per gli immigrati, come dice la stessa cooperativa, il sindaco Steccati si macchierà di aver tradito i suoi elettori. Questo è quanto. Post scriptum. Resta inteso, come da nostra natura, loro che si sono sentiti tirati per la cravatta o per la giacchetta hanno diritto di replica.